Queste sono le scale della Reggia di Caserta. Mizzica. Errore mio, scusate, ricominciamo. Siamo in realtà al monastero dei Benedettini di Catania e non è un semplice monastero, è il secondo più grande d'Europa, subito dopo quello di Mafra in Portogallo. Questa scala è un vero capolavoro barocco, marmo bianco di Carrara, colonne tortili, bassorilievi, pura arte. Questo è il chiostro dove i monaci coltivavano aranci, piante esotiche, persino spezie orientali. Ma non era solo relax. Sotto questi portici si studiava astronomia, matematica, filosofia. Per me questo posto rappresenta la forza e la determinazione del popolo siciliano di un tempo. Fu costruito nel 1558 dai monaci cassinesi, ma poi l'8 marzo del 1669 l'Etna eruttò. La colata lavica arrivò fino alle mura del monastero, distruggendolo in parte. E come se non bastasse, nel 1693 un terremoto lo rase quasi al suolo, ma i monaci, invece di abbandonarlo, lo ricostruirono ancora più maestoso. Oggi infatti è patrimonio dell'umanità UNESCO e ospita l'Università di Catania. Seguici per scoprire la Sicilia che non ti aspetti.